Benvenuti e buonasera. Terremotus Napolitan Talent TNT. Sesta puntata, sesto mercoledì, un benvenuto al pubblico in sala e benvenuto al pubblico che ci segue da casa sulla pagina ufficiale del Teatro Trianon Viviane di Napoli, una diretta Facebook sulla pagina Facebook del teatro. Ormai già sapete tutto, non vi devo spiegare niente. Sesto mercoledì, sesta sfida, 6 cantanti che si sfidano, 6 modi di vedere la canzone napoletana completamente diversi e una giuria di qualità, una giuria tecnica pronta a sorvegliare e vegliare questa nostra data. Bene, noi siamo pronti, siamo prontissimi, non vi devo dire niente se non che cerchiamo nuovi talenti della canzone napoletana, nuovi talenti da inserire nella stabile della canzone napoletana del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Intanto adesso vedete che c'è la buca orchestra aperta che questa sera utilizzeremo perché ci stiamo preparando per il riallestimento dello spettacolo diretto da Bruno Garofalo, che è lo spettacolo della compagnia stabile del Teatro Viviani di Napoli, del Teatro Trianon, che è lo spettacolo Adagio Napoletano, che andrà in scena il prossimo 25 febbraio. Quindi teniamoci pronti e la stessa compagnia stabile per la prossima stagione accoglierà in questa enorme famiglia del Teatro Viviani il vincitore o la vincitrice del Terremotus Napolitan Talent. Attenzione, c'è una sorpresa, non sono solo. Al mio fianco c'è lei, Tiziana De Giacomo. Buonasera a tutti e benvenuti a Terremotus. Ti è piaciuto? Ho detto c'è una sorpresa. Infatti, guarda caso, è una sorpresa, eppure sto tutte le sere qua, tutti i mercoledì. Non ci hai fatto caso? Non ci ho fatto caso. Evidentemente lo scorso mercoledì è venuta una ragazza che ti somigliava, un po' rock. Adesso invece sei veramente elegantissima. Sì, Che lei una versione più bambolina. Una Sì. presentatrice seria, un'attrice, presentatrice. L'abbiamo dovuta strappare a festival internazionali, mica come me che vengo dalle sagre. Lei viene proprio dai festival e dà nelle mani il segreto della votazione, il segreto della giuria, che adesso ci spieghi. Sì, vi ricordo come sempre che l'ordine innanzitutto dei partecipanti è stato sorteggiato e sono già tutti lì dietro le quinte emozionatissimi. E vi ricordo quindi le modalità di voto. Abbiamo un pubblico da casa, un pubblico in sala e la giuria tecnica. Il pubblico da casa seguirà una diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Teatro Trianon. Lì verranno pubblicate le foto dei nostri concorrenti e il pubblico sceglierà semplicemente il suo preferito cliccando mi piace. La stessa modalità di voto avviene anche su Instagram. Verranno pubblicate le foto dei concorrenti e potete scegliere invece cliccando sul cuoricino. E poi abbiamo il nostro pubblico in sala che ogni sera è sempre più numeroso e colgo l'occasione, Gennaro, per ricordare che potete venire anche qui dal vivo in teatro. L'ingresso è libero. La modalità di voto della platea, il loro gradimento viene espresso con un applauso per l'intensità e non per la durata. Mi raccomando, vale l'intensità dell'applauso. Alla fine di tutte le esibizioni, io e Gennaro chiameremo sul palco i nostri concorrenti e uno alla volta riceveranno il vostro applauso che verrà monitorato con l'applausometro. E poi abbiamo come sempre la nostra giuria tecnica composta da grandi maestri e professionisti del settore e della materia. Loro acquisiranno in tempo reale i pareri del pubblico da casa e della platea e ne terranno conto per formulare il giudizio finale che sarà insindacabile. Uniremo tutti i voti, sommeremo tutti i voti e alla fine della serata avremo finalmente il nome del vincitore o della vincitrice. Brava, l'hai detto bene, ogni mercoledì lo dici sempre meglio. Lo so, e tu ogni intanto volta abbiamo... Bravo, bravissimo, dai, ragazzi. Intanto vi presento la giuria di qualità di questa sera, che come sempre ha come presidente il nostro regista Bruno Garofalo, che ci sta seguendo sul web online perché un raffreddoraccio lo tiene lontano per questa replica, e poi c'è il maestro, direttore dell'orchestra stabile del Teatro Trianon Viviani di Napoli, il maestro Pino Perris. Attore ed autore, è stato anche autore di Novecento napoletano,
Raffaele Esposito. Responsabile della comunicazione del Teatro Trianon Viviani di Napoli, Paolo Animato. Nostro Paolo. E questa è la nostra giuria di questa nostra data, di questo nostro sesto mercoledì. Terremotus Napolitan Talent nasce da un'idea del nostro vulcanico direttore artistico Marisa Laurito, che ci sta seguendo come ogni mercoledì in diretta, anche lei. Bene, adesso i cantanti fremono, dobbiamo chiamarli perché mai come quest'oggi Fanno dietro le così. quinte ne siamo tanti. Ci sono parecchi maestri accompagnatori, c'è da raggiungere il golfo mistico e quindi adesso ci mettiamo subito all'opera con il primo cantante. Giuseppe Ciniglio. Vieni, Eccolo, Giuseppe, Giuseppe. raggiungi qui. Emozionatissimo. Giuseppe Ciniglio, che non sei solo, sei accompagnato dal maestro? Masturzo. Prego maestro, il maestro Masturzo, che Buonasera, intanto maestro. si avvia verso la scaletta e raggiunge questo posto meraviglioso che è la Buca Detto Orchestra, Buca. il golfo mistico. Prego maestro, intanto facciamo una chiacchierata. Giuseppe, e la nostra Tiziana voleva chiederti Sì. una cosa, vieni più Allora, avanti, vieni, volevo vieni. chiederti com'è nata la tua passione per la musica? La mia passione per il canto è nato così per Per caso. la musica, scusami, per il canto. È nata così per caso e durante il mio percorso ho conosciuto due persone magnifiche, umanamente e artisticamente, che mi hanno aiutato tantissimo in questo mio percorso e mi hanno fatto scoprire la lirica, che per me è un mondo nuovo. Da qualche anno che ho scoperto il canto lirico, che associato alla melodia napoletana è il top del top. Direi. Questi personaggi, se posso permettermi di nominarli, Prego, è prego. il maestro Antonio Romano Come no. e il maestro Francesco Malapina, che Ah, sono sì. delle persone Sì, fantastiche. assolutamente. Allora sai che facciamo adesso? Noi raggiungiamo l'asta, perché tu mi hai detto che canti con Sì, l'asta, canto con l'asta, ci sì. sistemiamo, intanto è tutto a posto, Sì. c'è il Posto, piano, maestro? ci sistemiamoci, facciamo un po' di prove col Qual è il piano. problema? Il bello della Ci diretta. siamo, questo è il bello della diretta. Eccoli, Ok. eccoli. È Il arrivato piano è il suono. pronto? Tu sei pronto? Prontissimo. Ti possiamo tranquillamente annunciare? Ti annuncia siamo. questa splendida ragazza. Di Cordiferro Cardillo Corngrat Giuseppe Ciniglio. A dopo. A dopo. Catarì, perché mi dice sti parole amare, perché mi parli ancora ma dormiente, Catarì, non ti scordare che t'ha girato cuore, Catarì, non ti Catarì, Catarì, che viene a dicere su parla che mi dà spazio, non ci pensa stu dolore mio, tu non ci pensi tu, non te ne cura.
Catarì, tu non sai che fino in una chiesa i trasudi a giubriata Dio Catarì e la giaritta puro confessori sto a soffrire perché sa soffrire, non si può credere, sa soffrire tutta l'istrazione. Oh, confessore che persona santa, marita figlio mio, la sala sta. La sala sta. Tutte passato e non ci pensa più. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie maestro, ci vediamo più tardi. A dopo. Grazie. Prego maestro, ce ne andiamo da quella parte. Allora. Tocca al secondo concorrente. Chiamiamolo Subito perché fremono. Monica Rosati. Eccola qui. Bella, Eccola, elegante. vieni Monica, vieni qui che facciamo due chiacchiere, che eleganza. Anche tu non sei sola, ma sei accompagnata dal maestro? Sì, Procolo De Lucia. Ecco il maestro De Lucia, buonasera maestro. Buonasera. Ci vediamo nel Golfo Mistico. Bene. Li portiamo tutti giù. Monica, tu hai studiato al conservatorio, mi dicevi che nasci però con uno strumento. Come pianista ho studiato 6 anni in conservatorio, ho preso mezzo diploma di pianoforte, dopodiché ho cominciato a cantare e studiato privatamente poi canto lirico e moderno. Quindi diciamo che tu trovi la tua espressione artistica nel canto. Sì. Perché? È perché per me è tutto. Canto. Io mi esprimo dalla mattina che mi sveglio fino a che vado a dormire, canto sempre. Canti dalla mattina alla sera. E allora ti noi- esprimi così, cantando. Noi vogliamo ascoltare questo Vado tuo al lavoro tutto. e canto. Vieni qua Sotto e la doccia. canterai. Là no, perché mio figlio non me lo fa fare. Ah, vedi, è l'unica Sotto che la non doccia canta no. sotto la doccia. Allora ci avviciniamo all'asta. Intanto sistemiamo per bene l'asta a questa splendida signora. Eccoci qui. Ce la fai, dai, ce la puoi Sì, fare. sì, io ho fatto anche un talent corso. per sistematori d'asta. Il Eccoci talent qui. addirittura, hai vinto? come no. Va bene? Siamo a Va posto? benissimo, grazie. Sono stato bravo? Molto, grazie. Prego Tiziana. Di Costa di Giacomo, Era De Maggio, Monica Rosati. Era de maggio e te cadenanzina a schiocca lì c'era rossa fresca era l'aria e tutte lucerdine adorava rosa accende bassa era de maggio e non me la scorda la canzone cantava ma due voci che io tempo passa e che io una ricorda fresca era l'aria e la canzone dolce e diceva cor mio non salvaia tu me la sei con allora
e sono tornata mo come una volta, cantammo insieme la canzone antica. A sto tempo l'uomo non sa vota, ma amore vero no, non pote vica. De bellezza mia, ma innamorata, si tali corda, non sa la fontana. L'acqua la tinta non si secca mai, e ferita d'amore non si sana. Non si sana, casa nata, si se fosse gioia mia, mieta storia amata, a guardarti non sta cor mio, tornati sogna, torna moce, torna amore, fa da me che può, torna moce, torna amore, fa da me che può. Torna pace, torna amore, fa da me che può. Grazie. Eccoci qui. Bravissima. Prendi il microfono, così lo riporti dietro le Vediamo quinte dopo. perché bisogna sanificare ogni cosa. tutto. Bene, bene, andiamo avanti Andiamo con avanti il prossimo spediti. cantante. Manuel San Martino. Eccolo qui, vieni Manuel. Eccolo. Eccolo con il Microfono, suo microfono. la chitarra. Buonasera. Allora facciamo così, Manuel. Io so che tu sei un cantante e un musicista tecnologico. Posiamo il microfono. E io invece so un'altra cosa, che tu sei appassionato di canzoni classiche napoletane, ma questa tua passione l'hai sempre avuta da piccolo oppure ti è nata crescendo? Questa passione è nata intorno ai 5-6 anni d'età, Ah, quindi da piccolo. grazie al contributo di mio nonno che mi cantava queste canzoni. E io praticamente da bambino pensavo che la musica fosse solo la canzone classica napoletana, quindi ascoltavo bello. solo questo. E poi ho proseguito gli studi in chitarra classica, però non ho mai abbandonato questo genere. Quindi Bene. sei classico. Ma lui non è classico No, perché prima di tutto è accompagnato al mandolino dal maestro. Giovanni Marcellini. Applauso Dal al maestro Giovanni, che eccolo qui, ma soprattutto guarda lui che cos'ha. Adesso lui va lì a mettere un jack wireless. Vediamo un po' questa quindi operazione. no, non è No, classico, lui classico, è un riserva classico. delle sorprese. Guarda che cosa fa. Come si chiama questo jack? infatti. Wireless, ho detto bene? Eccolo, guarda, Wireless. guarda, è una cosa Ma sei che può tecnologico maneggiare tu. soltanto lui, perché è delicatissima. Poi torna qui e Abbiamo quasi come evitato per il- magia questo jack si collega alla chitarra senza filo. Senza Quindi filo. adesso sei pronto? Ti Costa possiamo annunciare? questo aggeggio, mi sa. Costa un po', per questo non l'ho maneggiato io. Prego Tiziana. Di Capua Russo, torna maggio, Manuel San Martino. Eccolo. Rosa capelli rosa torna maggio, senti da dore chi sti giura per senti da come cantano l'oceano e voi dormite ancora i che coraggio
si è fatta imbarazzare. Ma vuoi dormire ancora, e che coraggio, rosa capelli rosa, torna magia. Rosa capelli rosa e voi dormite, ma non vi scende sto profumo roce. E primavera non sentite voce, ma voi coro in piedi bocca di rosa come navio, la primavera mia si da voi so, ma che sta voce voi non la sentite, rosa capelli rosa e voi dormite. Rosa capelli rosa e nanna sa che sto struienni pre e che sta via, ma voi non va affacciato, mamma mia, io non mi fire sta da voi lontano. E si va solo lontana qualche giorno, pare che voi ma state sempre attorno, che mi parlate ma strignita mano, rosa capelli rosa e nanna sana. Eccoci qua, grazie, grazie. Adesso tu devi smontare tutta la tua roba tecnologica. Sì. Porti via subito il microfono e intanto ti smonti anche il tuo sistema meraviglioso che vedo. Grazie maestro, intanto Lo passiamo. devi comprare anche tu. Devo comprarlo anch'io, sì. Beh, giro per casa così, Anche con questo sistema. Anche tu sei un bravissimo chitarrista. Ti ringrazio, infatti lo comprerò anch'io. Dobbiamo- Adesso a chi tocca? Sì, tocca al quarto concorrente. Anna Rita Di Pace. Eccola qui. Che Allora bella, facciamo così, Anna Rita. Anna Rita, posiamo il microfono qui. Ti do io subito una mano, ecco perché qui, lui è perché ho fatto un specializzato. talent, pensa a te, per accordatori di aste e anche geccatori, perché vedo un violino Sì. e ti darò io una mano. Ecco qui. Questo violino lo suoni? Sì. Ah, perfetto, allora questo è tuo. E adesso ok. siamo pronti per fare L'abbiamo qualche promosso domanda. come tecnico. Eccoci qui, elegantissima anche tu. Sì. Anna Rita, la musica, lo strumento, il canto, ma in realtà la tua passione qual è? La mia passione è la musica
La tua passione, ci avviciniamo un poco Sì, di la più. mia passione è la musica in generale. A quindi 360 gradi. 360 gradi, sì. Io ho iniziato a suonare il violino quando avevo 6 anni, grazie a mio padre, che è un cantante lirico, e quindi ho fatto della musica la mia vita. Ecco, infatti possiamo dire che ci siamo ritrovati in altre meravigliose esperienze dove tu eri Assolutamente sì. proprio in orchestra. Infatti, e so pure che tu hai un'anima moderna, anche un'anima rock. Infatti, porti una canzone praticamente di un autore moderno, che dopo ricordiamo, e non diciamo ancora il titolo, ma perché l'hai scelta? L'ho scelta perché l'autore è della mia stessa città, Bosco Reale, e poi perché è legata a dei ricordi di quando ero bambina. Di quando eri Ricordi- bambina. Bene, e non sei sola, non sei sola, perché sei accompagnata dal maestro? Luigi Esposito, Eccolo al pianoforte. Anche il maestro Buonasera, maestro. subito raggiunge il golfo mistico. E intanto raccontami una cosa, questo è un violino elettrico? Sì, un violino elettrico, sì. Serve soprattutto sui palchi per non far innescare. Ah, per non fare innescare. Quindi non è che questo suona come una chitarra elettrica? No. Non suona come una chitarra come elettrica. un Sono come proprio un violino curioso classico. di ascoltare Anche questo io. violino elettrico. Anche io. Poi Se- è uno strumento che a me piace molto. devi Dovresti sapere. comprarlo. Ti ci No, Ti ci vedo a girare la domenica per casa. Devo solo suonare il violino. Sentiamo che cosa ci canta Annarita. Di Amoruso, Cirillo e Chiova. Annarita di Pace. Come stretta sta via, la gente non ci capa, si fa una processione che cammina chiano chiano, non è morta nessuna, non ne sente nessuna, non si sente una voce, non suona una campana, e intanto ancora aspetta che sarà per fontana e chi ha un capo e creatura io volessi ravvogliare sta luna con una fune per mi portare lontana, per mi portare lontana a do cielo che cielo non si fa mai scura e chi ha un terreno asciutto io volessi comandare per spremere l'ora in da sto scioma amare che non conosco mare perché un mare è lontano eppure sta vicino come lunga sta via perché non sponda mai se perde in de preda miezza carta ravogliata sotto alle mura casa rampa che giura e gli astemano giorno e serate senza pana e intanto ancora aspetta che sarà bene fontana e chi ha un capo e creatura
mi volesse arrabbiare sta luna con una funa per me portare lontano, per me portare lontano a do cielo che cielo e non si fa mai scura e chi ha un terra e nessuno mi volesse comandare per spremere l'ura in dasto sciuma mare che non conosco mare perché il mare è lontano e pure sta vicino. Sto sciuma mare che non conosco mare perché il mare è lontano e pure sta vicino. Spremere l'ura in dasto sciuma mare che non conosco mare perché un mare è lontano eppure sta vicino. Eccoci qua, grazie. Grazie Anna Rita. Una splendida canzone di Gio Amoruso. Intanto ti do una mano, stacco io questo, eccolo dai, qui. il tuo lavoro. Andiamo via con questo. Ok. Questo te lo porto io di là. Grazie, Così sanificato. hai visto? Così puoi andare via con il tuo super violino elettrico. Stasera sta facendo il gentiluomo, devo dire la visto? verità. Io sono si bravo, sta andiamo a comportando sanificare bene. il microfono subito. Eccoci qui. Prego. Ma E voilà. guardalo, com'è gentile stasera. Hai come visto mai come sono sei bravo? così Come sono... Ah, ma anche con te sono gentile? gentile. che sono cattivo. Lo so perché sei reduce da un grandissimo successo. Ma che Che dovete grandissimo sapere successo. che questo ragazzotto qua, oltre ad essere Ma bravo cantante, attore, sia anche bravo regista. Ma veramente, me lo Sì. dici per la prima volta, eppure ci Vabbè, conosciamo da vabbè, quando vabbè. eravamo così. Stai zitto. Andiamo avanti con il prossimo cantante. Andiamo avanti. Prossimo cantante, cognome un po' complicato. Vado. Vai. Francesca Curti Giardina. Eccola qui, Francesca Curti Giardina. Non lo volevo sbagliare, l'ho sbagliato, visto? No, Giardina. l'hai detto perfetto, Abbiamo detto bene. perfetto, era Francesca perfetto. Curti Giardina, non L'avete sei detto sola. benissimo. Hai visto, non sei Non sola. sono Ma sei sola. accompagnata da chi? Dal maestro Dario Di Pietro, Eccolo eccolo. qui. Allora io ti do una mano. Perché sono un Grazie, sei gentiluomo. molto gentile, Ti grazie ringrazio, mille. ti ringrazio. Grazie ecco a qui. te. Vediamo se è giusto, così possiamo intervistarti qui. Oh, Allora, anche tu hai scelto una canzone moderna e sono curiosa di sapere perché sì, questa scelta. perché questa canzone è stata scritta, è conosciuta per essere stata scritta da Mario Castiglia, che è un cantante, un compositore dell'epoca moderna, ma anche da un autore, da un compositore francese. Quindi è una canzone che poi è arrivata oltralpe e quindi l'ho scelta in primis perché è un dialogo interiore bellissimo, un dialogo d'amore che il protagonista della canzone fa con se stesso, rivolgendolo all'amata, e poi perché è una canzone che è arrivata in America, quindi io penso che la canzone napoletana sfondi le porte, arriva ovunque. tantissimo. È una canzone è che ha vero. due anime.
Sì, in realtà possiamo sì, dirlo. esattamente. Come il tuo Gennaro. cognome, Curti Giardina, Come mi il mio dicevi, hai due cognome. anime, una napoletana e una... Siciliana, io sono un po' vedi, napoletana vedi. e un po' siciliana. Curti napoletana? No, in realtà No. è tutto il cognome che è siciliano. Ah, Dovrebbe, vedi. dovrebbe tutto il essere di cognome. origine tutto siciliano. Se sì. non ricordo male, tu canti senza asta. Io canto senza Hai asta. visto che ogni portalo riccio via. ha un capriccio? Io porto via subito l'asta con il nostro grande Antonio che ci dà sempre una mano. Bene. E intanto ascoltiamo che canzone ci canti. Sentiamo un po', ce lo dice la nostra Tiziana. Di Castiglia, Amore nasconuta. Francesca. Amora Anna Scunnuta. Anna Sconnuta. Vedi, bravo, vedi? mi ha corretto. Allora ridillo di nuovo con la Ridillo. correzione. Di Castiglia, Amora a nasconnuto. Francesca Curti Giardina. Eccola qui. Dimma dove sta, oh tempo belle una volta. Dimma dove stai, dimma che t'ha ricorda. Ma si ci sta qualche runa che mo viene a dicere che pocondria io sto solo qua a pensare. Quella che rimane qua, quella che è successa, dinta st'amore nasconuta. So come bella in compagnia, so come faccio e poi chissà, forse io so che la che sarà. Si fanno vere stelle, tutte volte carina, e se ne vanno, e stella in cielo si chiagna. Non tengo mo più lamento, sai, sta tutta a posto. Dinta st'amore vuoi sta nasconuta. Quant'anni qua stu mondo e quant'anni ancora si potesse e si tenesse pazienza. Sì, ma così noi ci innamorammo fino a chiagnere. Niente e nessuna chi stio desideria è te. Scusa ma se non scrivo più, ma sai che io non morì, sto sempre a fare cose e non mi basta mai.
sta tutto a posto. Dinta st'amore non sta nasconduta. Francesca Curti Giardina, ci vediamo tra Grazie. poco. A dopo. A dopo. Guarda che ti do, guarda Ah, che ti do. scialla. Chissà di chi è. A più tardi, maestro, a più tardi. Bene, siamo arrivati All'ultimo al concorrente. sesto cantante. Bene, che è? Alessandro Romano. Ah, Alessandro Alex Romano. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Alessandro, come va? Buonasera. Tutto bene, grazie. Alessandro era concentratissimo. Sì, sì, devi l'ho sapere. visto dietro le È una cosa quinte. seria, dobbiamo È fare. una Ah, cosa una seria, cosa concentrato, seria. è stato concentrato tutto il tempo. Assolutamente. super Assolutamente. concentrato. Alessandro anche ha la passione infinita per la canzone napoletana, Assolutamente. per la canzone classica, ma stasera ci porta una canzone che in realtà, senza dire il titolo, ha fatto parte di un famoso e fortunato musical che è stato anche un film. Come mai questa scelta? È uno di quei pezzi che 8 volte su 10 piango quando lo canto, quindi dobbiamo essere fortunati che non succeda anche questa sera, però in realtà poi ho scoperto questa versione dell'orchestra italiana che già il pezzo di per sé era fenomenale. Secondo me viene valorizzato ancora di più, quindi ho portato questa versione qui e sono l'unico senza strumento. Ah, questa vedi, sera. vedi, l'hai notato? Come hai fatto a notarlo? Ce l'ho. Tu Vabbè, ci non porti ricordo, una canti con versione asta o diversa. senza? Senza. Asta, vedi, io non ricordo, ma i tecnici lo ricordavano perfettamente, perché qui al Teatro Trianon Viviani di Napoli abbiamo una squadra di altissimo livello. Bene, grazie, perché lo meritano. Adesso, come sai, non so se te ne sei accorto, ma ti annuncerà Tiziana. Perfetto. Io. Di Mattone, parlan, Alessandro Romano. Eccolo qui. Grazie. Incontrarci chiama, si stiamo vicino, potremmo parlare e parlando, quante cose si possono acconciare, quante cose che sulle si dice ti fanno fa pace e ti fanno scordare e parlando scende strano si possono trovare. Vieni qua e parliamo se avemmo parlato. Vieni qua perché voto silenzio tu sai non si può supportare. Na, 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 na. Si fai male a un'amica che vuoi bene, le ricere vieni, ti voglio parlare. E parlando, chi ha sbagliato si fa perdonare. Ma succede che pure l'amore si non te ne cura, si vota stanca, ma parlando, e ferite si possono sanare. Vieni qua e parliamo se avemmo parlato. Vieni qua perché voto silenzio tu sai non si può supportare. Na, na, na. Na, 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 na.
che parlammo se avemmo parlato. Perché voto silenzio tu sai non si può sopportare. Na, 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 na. Grazie. Alessandro Alex Grazie, Romano, grazie grazie, ci vediamo tra pochissimo. Grazie, buonasera. Perché Parlan, ti devo dire Parlan. che ci sono già stati 5 vincitori: Marianita Carfora, Fabiana Russo, Li ricordi tutti? Federica Raimo, Chiara Campitelli e Vincenzo Enzo Esposito. Ma bravo, Hai visto sei come più sono bravo bravo? di me. Però Quei adesso nomi. dobbiamo vedere chi si aggiunge a questa famiglia di vincitori e lo facciamo con un momento particolare che è il momento dell'applausometro, ovvero è il vostro momento. Allora mettiamoci d'accordo, la cosa è semplicissima. Noi chiameremo i nostri cantanti che si disporranno in fila e li chiameremo dopo per nome, esattamente nell'ordine di come li avete visti, che è un ordine tirato a sorteggio. Loro faranno un passo avanti, voi farete l'applauso e quando l'applauso scema andranno indietro. Facciamo un piccolo esempio. Io vado di là e tu Ci guardo. dici il mio nome. Facciamo l'esempio. Allora io sono il cantante che si mette in fila. Prego. Gennaro Monti. Bravissimi, devo dire. Bravi. Ci vogliamo Ok. bene. Insomma, questo è chiaro? Quindi li possiamo chiamare. Li chiamiamo, Prego, dai, prego. ragazzi, Ecco prego. qui tutti i nostri 6 concorrenti. Prego, facciamo una bella fila, facciamo una bella fila qui, eccoci, facciamo una bella fila qui. più avanti, Come mi ok. piace fare la fila, Ci siamo, eccola ci siamo, qui, ci metto siamo. anch'io. E adesso siamo nelle mani di Tiziana e nelle mani del pubblico, noi siamo una squadra, eccoci qui. Prego Il Tiziana. primo, Giuseppe Ciniglio. Secondo concorrente in gara, Monica Rosati. Terzo concorrente, Manuel Sammartino. Quarto, Anna Rita Di Pace. Grazie. Quinto concorrente, Francesca Curti Giardina. Grazie. Sesto concorrente, Alessandro Romano. Beh, è difficile. Vogliamo farlo? Un grande applauso a tutti e 6. Ovviamente applauso che dividono e condividono con gli accompagnatori. Questa sera abbiamo avuto davvero quasi delle band sul palcoscenico, tra il palco e la buca orchestra. Grazie ragazzi, ci vediamo dopo perché adesso è un altro momento importantissimo, c'è un'altra sorpresa. Grazie mille. È un bel momento. Questo Gennaro. è un bel momento perché non vi ho detto all'inizio che ogni puntata, ogni mercoledì ha un ospite padrino o madrina. Oggi è il momento di... È un ospite d'eccezione, Gennaro, perché lei è un'attrice e cantante napoletana, ma è anche considerata una delle migliori attrici italiane. È vanto per la nostra arte, per la nostra musicalità, per la nostra napoletanità. Cito una per tutte. Lei ha interpretato Bernardina nell'ultima versione del Masaniello, che per fortuna è stata ripresa anche dalla RAI, quindi abbiamo modo anche di rivederla, grazie sempre alla RAI. Ma naturalmente lei non si ferma, perché è reduce da una trionfante tournée con Peppe Barra.
ma stasera è con noi Lalla Esposito! Eccola qui! Buonasera. Buonasera, Grazie Lalla. Mettiamoci automaticamente qui. C'è una breve intervista? C'è una breve intervista, E la sì. vedo molto pericolosa. La vedi pericolosissima perché me l'hai detto anche dietro le quinte. Beh, Lalla Esposito non ha bisogno di presentazioni, chiaramente. Non lo faccio per fare una sviolinata, anche perché non so suonare il violino, tu lo Ecco, sai come bene. la signorina. Teatro, musica, spettacolo, palcoscenico. La tua vita... Circo mi manca. Circo ti manca. Anche se ti dico che ho fatto uno spettacolo con una compagnia di danza contemporanea e cantavo in piedi su un trapezio Vedi? a 4 metri da terra. Una Vedi, delle cose più vedi, terrificanti della mia attenzione, vita. mai dire mai, mai dire mai. Ma questa tua passione, questa tua strada, questo tuo percorso in realtà, in questo momento complicato che abbiamo attraversato, come lo hai vissuto e quanto è importante fare il nostro mestiere in questo momento e dare un segnale? Non te l'aspettavi, eh? No, non me l'aspettavo perché non posso risponderti come vorrei, però, per delle cose che ci siamo detti in camerino. Però dico che è importante fare questo lavoro, in generale penso l'arte parla in generale, perché senza l'arte, senza la bellezza non si va da nessuna parte. Sempre più difficile fare il teatro, fare la musica, ma questo penso che non è che lo dico io, insomma, si sa, perché è sempre più difficile anche dare un segnale, diciamo, non ovvio, non commerciale, convenzionale, così. Quindi se si amano le cose belle è un po' più difficile, però insomma si sceglie di farlo e quindi... Ci tocca. Ci tocca. E tra i vari spettacoli, insomma, varie esperienze, eccetera, tutti i colleghi hanno sempre un rito scaramantico, un momento particolare, che quasi sempre riguarda il dietro le quinte, riguarda il camerino. Tu ne hai uno? Il mio personale è quello di fare 3 volte il segno della croce. Questo è quindi non è scaramantico, ma è affidarsi a Dio, affidare a Dio quello che si fa in quel momento. Non per chiedere, non farmi sbagliare, ma fammelo fare meglio possibile. Io questo chiedo al mio Dio. Questa è una cosa bella. Sì. Tu stasera ci fai un regalo, ma non sei sola, perché sei accompagnata da un maestro. Da un maestro che ho scelto accuratamente per la sua bravura e soprattutto perché non superasse la mia altezza. Il maestro Antonio Ottaviano. Eccolo qui. Buonasera maestro. Buonasera maestro. Eccolo qui. Maestro Antonio Ottaviano, che mi accompagna stasera, ma io condivido con lui dal 2013 i miei spettacoli, le cose che faccio. Ragazzo, una gran pazienza. Ma sai adesso dove... Soprattutto oggi è il suo compleanno. Vedi, allora doppio applauso. Non potevi festeggiare meglio. E allora anche il maestro Ottaviano raggiunge piano piano il golfo mistico. Mentre il maestro Ottaviano raggiunge il golfo mistico, ecco, dico che il maestro Ottaviano, io scherzo, ma il maestro Ottaviano, oltre a essere un musicista straordinario, è una persona che ha una sensibilità. Nel momento in cui si accompagna una come me, che io non sono una cantante, ci sono loro che hanno le voci strepitose, io non sono una cantante, sono un'attrice che canta, e quindi accompagnare un'attrice cantante è ancora più difficile e bisogna avere una sensibilità per farlo. Io sono stata doppiamente fortunata, quindi, perché non solo è bravo, ma ha questa sensibilità. Bene, e allora noi vogliamo... Guarda quanti applausi il maestro, ma solo perché è il tuo compleanno, Noi questa sensibilità ce la vogliamo godere. Che cosa ci regali? Allora, è un insieme di una canzone con un pezzettino recitato su musica. Naturalmente la passione di ogni attore, cantante e l'autore che in qualche modo ti aiuta a farlo meglio possibile è Raffaele Viviani. E quindi io reciterò prima un pezzettino di una cosa che forse dovremmo tenere bene a mente tutti, perché Raffaele Viviani in qualche modo esprime un concetto buddista in questa piccola, è il finale di Cerco Equestre Sgueglia, e poi subito dopo una canzone che manco l'annuncio perché la conoscete di Viviani, e facciamo direttamente. Va bene, una sorpresa. Noi ci mettiamo buoni lì e ti ascoltiamo. Goderti dal vivo. Lalla Esposito.
e a così bella volersi bene. Noi siamo due pizzichi poveri, che hanno sciuscia ci sperta, chi ci vede, chi ci nota, che rappresentiamo. Teniamo sì due bell'anima e teniamo ambiente, chi è vera. E quando ci arranna che stanno nulla, noi non ci staremo più. Noi soltanto però che stanno messa a pimma e sentiamo quanto soffrono. Ci abbiamo a tenere cura, l'abbiamo portata passiando per far distrarre, per far pigliare aria. A mia, a verità, si distrae così, faticando. Facendo i numeri per coppa sbarra, suonata, suonata, suonata. Bambanella e coppe quartiere, ma tutta Napoli faccio parlare quando nascosto per la sera, coppo pianino ma mette a ballare, va in ambulanza e da niente ma squaglia. E si m'afferra, ma torna alla sala, coppa quest'ora si è voce saia, e per formalità, e con buona maniera, faccio cadere o brigadiere, lo piglia e lo fe come stiera, dica che tengo ca, oh zalla sombocca, la voda capo e s'abbocca, ma non appena mi tocca, manata, manna. Ma fanno ridere certe persone quando moriscono pensa per te, gli faccio amore con capo guaglione e spengellino lo fa compare, sto sotto repa da chi stia destino, ma c'è chi fa, perciò la sa fa, tengano bello guaglione vicino, che mi fa rispettare. Chi sta in toccata ha dato lei una murata, che appena roba succede a satta sapere appiccicare e tutte serate chi la macire mazzate, ma vono pena sfrenata, ma non da apparire. Mo so 3 mesi
se go tengo malato. Sacci che spenga per farla sanare, però di tutto per me si è allungata, ma senza niente mi faccio curare, ma te no pure mandate cattura, presta ambulanza, so vai a pia, ma il laccetito sta senza paura, per te ci stonghi a la buona moglie vaga a parlare brigadiere, mentre la vengo mastiera, io savo con se scappare, mio essenziale, e quando mi va scarnando te fa. Grazie. Ma Grazie che mille. regalo meraviglioso! Grazie. Versione particolarissima. Grazie al maestro Antonio Ottaviano. E che magia Viviani, sempre. Intanto che continuano le operazioni di voto che si Qualche fanno altra sempre domanda? No, che si fanno sempre più No, difficili. mi piace rispondere alle tue domande. Io invece ti volevo chiedere invece la tua opera preferita di Viviani. Circo Equestre Sgueglia. Perché? Perché vabbè, Viviani era maestro, no, a scavare nei sentimenti. In quest'opera questi due personaggi che sono Zenobia e Samuele, che sono un ammaestratore del suo cagnolino, e questa trapezzista Zoppa, perché è caduta da un trapezio, loro due sono due anime ai margini, con due grandi dolori. Questi due dolori si incontrano e quindi c'è proprio uno scavare nei sentimenti nella forma più intima, e quindi è l'opera preferita. È la tua opera preferita in assoluto? Sì. Viviani, secondo me, anche... Poi ho avuto la fortuna di vederla a teatro quando ero ragazzina con la regia di Armando Pugliese, e i due protagonisti erano uno splendido Antonio Casagrande e una stratosferica Angela Pagano. Vabbè. Io non l'ho avuto Ai quali questa farei un fortuna. applauso grosso perché sono degli applauso, un attori grosso. straordinari. E oltretutto ci hai fatto davvero un regalo doppio, perché e questo è il Teatro Trianon Viviani di sì? Napoli. Ma non lo sapevo. Quindi questo regalo è doppio e triplo, ma adesso ti tocca un compito. Bonifico? Vedi? No, questa è la busta del mio matrimonio. Io lo devo dire. Oh là là. Col microfono lo devi Però dire. che dispiacere, perché io farei vincere a tutti. Stasera è Invece stata vince- difficile, la busta non arrivava. Vedi, non c'è scritto nella Non busta. arrivava la c'è busta. scritto. Aspetta, gli do una mano. Allora, mi sento... Tu mio amico ha detto stasera fai un po' come Simona Ventura. Ma puoi leggere, scusami? La ringrazio. Fai il Allora, tecnico fino alla vince questo contest. Talent. Ah, non è un contest. Cost and talent. Cost and talent. Mettiamoci più qua, Non so mettiamoci neanche più qua. cos'è il contest. Vabbè, comunque, vince... Qua ti voglio. Vedi? Oh, Questi vengono con dai, noi dai, nei dai, paesi. dai. Francesca Curti Giardina. Eccola qui. No, non vuole venire. Brava Francesca.
Vorrei darti una busta con un bonifico. Esatto, ma non c'è. Me farebbe più piacere. Invece no, è una è il finale. delle nostre finaliste. Però facciamo un applauso a tutti. Ma adesso li chiamiamo. Assolutamente. Prego. Venite ragazzi, venite. Ecco tutti i nostri artisti. Eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Come ogni sera è sempre Eccoli, più eccoli, difficile. eccoli. Intanto ridò il microfono a Lalla. Sì. E la ringrazio per questo splendido regalo. E Grazie. ringrazio, un applauso a Lalla Esposito. Grazie infinite. Grazie. Ringraziamo la giuria, Bruno Garofalo, il maestro Pino Perris, Raffaele Esposito e Paolo Animato. Grazie di cuore, grazie al pubblico in sala e vi aspettiamo il prossimo mercoledì. E vi ricordiamo che l'ingresso in Teatro per il Talent è sempre gratuito. Grazie a Tiziana De Giacomo. Gennaro Monti, grazie, veniteci a trovare a teatro anche. Ciao. Ciao.